Al via mercoledì 20 giugno gli esami di maturità per oltre 500.000 maturandi dal nord a sud Italia. Le previsioni della vigilia sono state quasi tutte rispettate per la prima prova, quella di italiano. Le persecuzioni razziali nel Giardino dei Finzi-Contini, capolavoro di Giorgio Bassani, a 80 anni dalle emanazioni delle leggi razziali. Il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana, di cui ricorrono i 70 anni. La cooperazione internazionale per il tema storico, con un focus sugli statisti Alcide De Gasperi ed Aldo Moro, a 40 anni dal rapimento e dall'uccisione dell'esponente della DC. L'amore e la solitudine della poetessa Alda Merini, per la prova di arte, massa e propaganda, anche questo un argomento attualissimo, la traccia scelta per l'ambito storico-politico. I temi che sono stati selezionati all'inizio dell'anno dal precedente titolare del MIUR, la ministra Valeria Fedeli, non hanno però sorpreso gli studenti. Primo giorno di esami di maturità, ecco oggi la prova letteraria, che traccia hai scelto? L'ambito artistico letterario. Come ti sono sembrate?